Continuano a Favara le novene dedicate a Gesù Bambino. Ieri sera siamo stati in quella di via Enzo Ferrari. Dopo l'intermezzo musicale di canti tipici natalizi eseguito dal gruppo Favaria Folk e la benedizione di Don Carmelo Lamagra seguito dall'intrattenimento musicale dei ragazzi della parrocchia Santi Pietro e Paolo, gli organizzatori del presepe hanno voluto offrire ai presenti una gustosissima minestra ed un pregiatissimo bicchiere di vino, frutto del vigneto di uno di loro. 14° anniversario della novena in via Enzo Ferrari, una tradizione che si rinnova ogni anno. Sì, non poteva mancare, anche se qualche giorno fa il tempo era bruttissimo, c'era freddo. Oggi fortunatamente è riuscita una bella giornata e anche col freddo siamo riusciti a fare quest'altra edizione. Noi abbiamo iniziato con un presepe vivente, poi da qualche anno, come avete già visto, abbiamo passato allo statico, abbiamo riprodotto, crediamo in maniera veritiera, la collina di San Francesco, zona molto conosciuta nel nostro paese, per lo più rappresenta il famoso Boccone del Povero, dove tanti anni fa il famoso barone Mendola, che ha regalato questo edificio, serviva esclusivamente per ricevere i poveri. Noi con questa minestra vogliamo effettivamente rievocare non solo la nascita di Gesù, che è nel cuore di tutti noi, ma anche rivivere in posti come San Francesco e le novene di Favara.